Il ministro Erika Stefani a Palermo chiede la collaborazione di tutti. Primo giorno per gli alunni di Mezza Italia, giovedì tocca agli studenti siciliani. Con Giancarlo Cancelleri si è parlato di ponte sullo stretto. Calcio, la vittoria dell'Akragas a Sciacca e panoramica sul campionato di eccellenza. Buongiorno da TVA Notizie. Quali sono i diritti dei disabili, persone spesso maltrattate e derise, invece che amate come dovrebbe essere? Il ministro per la disabilità a Palermo ha detto che serve la collaborazione di tutti, dalle associazioni ai comuni, e sarebbe davvero ora di prestare la massima attenzione per queste persone. Vediamo il servizio di apertura. L'abbiamo vista accompagnata dall'onorevole Figuccia oggi in una splendida visita qui a Palermo. Ecco il punto della giornata. Ha fatto veramente una giornata eccezionale su un territorio veramente che è pieno di energia, è pieno di idee, pieno di entusiasmo. Di certo ovviamente sul mondo delle disabilità ci sono varie problematiche che mi sono state sollevate da associazioni, da famiglie, da persone con disabilità in tutto il panorama italiano. Il tema necessita ancora di grande lavoro. Cercheremo ovviamente di continuare quella che è un'azione che abbiamo intrapreso fin dall'inizio di insediamento, che è quello dell'ascolto, della collaborazione, della cooperazione con i comuni, con le regioni. È una grande rete che bisogna fare funzionare, ovviamente con grande spirito anche di solidarietà, e dobbiamo lavorare però con norme affinché veramente l'inclusione diventi uno stato di fatto e non solo un sogno che a volte c'è. Risposta a quelle famiglie siciliane che in qualche modo lamentano la mancanza di fondi che è cronica per quanto riguarda l'assistenza, diciamo, ai disabili? Ora, il tema delle risorse è un tema che riguarda non solo la Sicilia, riguardano molte regioni. Il fondo non autosufficienza, ad esempio, è stato aumentato anche grazie a un intervento che ho fatto io stessa e noi come Lega al governo. L'abbiamo fatto aumentare di 40 milioni, ma non bastano. Occorrerà intervenire ancora per permettere di dare così le risorse alle regioni che hanno una competenza nella materia socioassistenziale, dare la possibilità appunto alle regioni di dare delle risposte ai cittadini. Ovviamente occorrerà anche lavorare nel futuro proprio per cooperare anche meglio con gli enti del terzo settore e cercare veramente di promuovere i servizi. Centinaia le persone incontrate, diverse decine le associazioni con le quali ci stiamo sedendo a programmare. Da qui questo grande lavoro di coordinamento al centro alcune realtà della città, a partire dall'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia, dove stiamo avendo la possibilità di pianificare importantissimi progetti per il futuro. Una squadra che continua a crescere ogni giorno di più. Ecco, queste sono le esperienze che vogliamo portare in Sicilia e questi i modelli di buon funzionamento. Primo giorno di scuola in diverse regioni, a tenere banco il Green Pass e vaccinazioni. In 10 regioni oggi è stato il primo giorno di scuola per oltre 3 milioni di alunni. Giovedì 16 settembre sarà la volta degli studenti del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia. Gli ultimi a riprendere le lezioni saranno i ragazzi della Calabria e della Puglia. E oggi è il giorno del Green Pass che dovranno avere anche i genitori degli studenti che entrano negli istituti scolastici. Il ministro dell'istruzione Bianchi ha detto di non aver abbandonato l'idea sull'uso della mascherina in classe. La mascherina, secondo il ministro, non andrebbe utilizzata nelle classi dove tutti gli alunni sono stati vaccinati. Per quanto riguarda appunto i vaccini, in Sicilia sarebbe stata superata la soglia del 90% di vaccinazioni, almeno con la prima dose. Nell'isola l'estensione del Green Pass viene intanto vista come una mossa sicuramente vincente per convincere le persone a vaccinarsi. E il governo sta valutando l'ipotesi di estendere l'obbligo del Green Pass agli utenti dei servizi pubblici.
La decisione verrà presa entro la settimana. L'obbligo dovrebbe riguardare tutti i dipendenti pubblici e da qui ad un mese sapremo anche se si andrà verso l'obbligo di vaccinazione. È il caso di ribadire che tutto dipenderà dal comportamento e dalle risposte di ogni singolo cittadino. Si è concluso l'evento Adesso resto a casa, dopo andrò in Sicilia, promosso da Test Gwin di 1-1, sponsorizzato dal distretto turistico Valle dei Templi. Ospiti del distretto Erika e Patrick, 2 giovani di Treviso, vincitori di uno dei premi principali. L'amministratore del distretto Fabrizio Lagaipa afferma che il nome del concorso ha portato fortuna alla luce dei dati sulle presenze. Siamo felici, aggiunge Lagaipa, di avere sostenuto l'iniziativa. Discariche a cielo aperto ad Agrigento, un problema. Arturo Cantella. Continuano le segnalazioni da parte del Codacons di Agrigento. Oggi i riflettori vengono puntati sulla discarica di Fondacazzo, dove sono ben evidenziate, come si vede dalle immagini girate, i rifiuti di tutte le specie, del tipo ingombranti, si vedono elettrodomestici, tavoline, sedie, insomma di tutto di più. Per il Codacons di Agrigento l'incuria, la situazione igienico-sanitaria della città è al collasso, ma il mancato controllo sull'abbandono di ogni genere di rifiuto, con il conseguente proliferare delle discariche abusive che gravano economicamente sui cittadini più vessati d'Italia, il proliferare incontrollato dell'abusivismo in ogni ambito, lo scarso controllo sulla viabilità sono davanti agli occhi di tutti. Non è assicurato più, secondo il Comitato di Consumatori Agrigentini, alla città un servizio da parte del vero corpo di polizia locale, quella polizia locale a cui per legge è demandato invece il controllo del territorio. Troppi sono gli agenti per il Codacons impegnati in compiti amministrativi, c'è anche chi viene distratto da altri compiti istituzionali, seppure al comune in pianta organica si trovano già autisti di ruolo. Potremmo scrivere tanto altro ancora, ma la situazione è sotto gli occhi di tutti. La mancanza assoluta di controllo del territorio produce tutto ciò che ha portato Agrigento all'attuale situazione. E dopo la segnalazione del Codacons di stamattina, come si vede dalle foto, si è provveduto nella mattinata di oggi a mettere un cancello per impedire l'ingresso agli estranei alla forestale. La discarica sarà trasferita in altro luogo. L'Ordine dei Geologi di Agrigento interviene sulle mancate risorse del PNRR. Vediamo. Il geologo Salvatore Talmi, consigliere delegato per la provincia di Agrigento dell'Ordine regionale dei Geologi di Sicilia, associandosi a quanto già precedentemente ribadito dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, da quello degli agronomi e dottori forestali, dal Collegio dei Periti Agrari, dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, facenti parte tutti alla rete delle professioni tecniche, lancia un grido d'allarme sull'assenza di risorse stanziate per la provincia di Agrigento nel PNRR. Il professionista geologo Talmi dichiara: faccio un accorato appello al fine di stanziare i fondi per realizzare le grandi infrastrutture per prevenire il contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico per i fenomeni di dissesto idrogeologico e la vulnerabilità del territorio, eliminandone anche le criticità interferenti. Per Salvatore Talmi, i geologi ribadiscono come il dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza a causa degli impatti della popolazione sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo. Il forte incremento dovuto alle aree urbanizzate, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, spesso in assenza di una corretta pianificazione territoriale, ha portato a un considerevole aumento degli elementi esposti a frane e alluvioni e quindi del rischio. La mappa del dissesto idrogeologico esiste ed è aggiornata dall'ISPRA, tenendo conto delle informazioni rilevate dalle autorità distrettuali di bacino. Secondo il rapporto dell'ISPRA sarebbero infatti 7 milioni le persone che risiedono in territori vulnerabili, più di 1 milione vive in aree pericolose
di frana elevata e molto più elevata di 6 in zone pericolosità idraulica nel nuovo scenario meteo. Sul tema delle infrastrutture, la rete delle professioni tecniche continua Talmi, a cui aderiscono gli ordini professionali dell'area tecnica, sta organizzando per il prossimo autunno un evento finalizzato a lanciare un appello alle istituzioni competenti affinché siano investite dalle nuove risorse per il contrasto alle conseguenze del cambiamento climatico, sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio, sulla realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali organici per potenziare il sistema portuale, aeroportuale, ferroviario e stradale a servizio della Sicilia centro-meridionale e soprattutto dell'Agrigentino, il quale rimane ancora una volta tagliato fuori dai grandi collegamenti con pesantissime ricadute su tutto il territorio e il sistema socio-economico regionale. Ricordato a Palermo questa mattina il giovane dottorando Norman Zarcone, a 11 anni dalla tragica scomparsa. Parla il papà. Sono passati 11 anni e siamo qua a ricordare suo figlio, perché? Perché mio figlio non deve essere un qualcuno da emulare, ma deve essere un qualcuno che possa servire da memento e da monito, deve essere un simbolo nella lotta contro ogni forma di baronia feudale, che sia universitaria o che sia burocratico-amministrativa, di qualsiasi forma. Per questo si ricorda Norman. Perché Norman ha parlato con il linguaggio più straziante possibile, il linguaggio del corpo, del suo corpo, per denunciare uno stato di fatto ancora esistente e contro cui nessuno vuole trovare un deterrente. Io lo troverei. Qualcuno le scrive in ricordo di suo figlio per parlargli di situazioni un po' difficili in università? Non può immaginare quante persone, però le devo dire più al nord della Sicilia che dalla Sicilia stessa. Ricevo messaggi un po' dappertutto, gente che dedica tesi di laurea. Ora qua abbiamo il professor Tulone, è un palermitano, un matematico, che ha risolto una congettura che da 20 anni, matematica, che da 20 anni nessuno riusciva a risolvere. Ebbene, raccontava dell'ostracismo cui è sottoposto nell'ambito universitario, degli impedimenti che gli mettono per svolgere il suo lavoro. Ecco, non è agevolato, eppure è un'eccellenza. Ha risolto quello che in 20 anni non aveva risolto nessuno. Ha dedicato su una rivista scientifica americana un suo articolo di matematica a mio figlio Norman. Così siamo entrati in contatto, io non lo conoscevo. Ecco il messaggio di Norman, una persona che non l'ho mai conosciuto, attraverso quello che raccontiamo, attraverso quello che si vede in giro, poi dedica un articolo a mio figlio. Lei che cosa si ricorda, diciamo, qual è il ricordo più caro che serba di suo figlio? Non lo so, l'odore, il suo odore. Io metto i suoi maglioni d'inverno perché me lo sento addosso. C'è qualcosa che suo figlio col suo gesto, anche se tragico, continua a dire ai giovani ricercatori? Sempre lo dice. Di non piegarsi, perché se non c'è domanda non c'è offerta da una parte e dall'altra, è tutto qua. Quando un rettore mi viene a dire che è giusto che all'università si agisca per cooptazione, ma è una cosa al quale darei veramente il 41 bis. Chi l'ha detto? Lasciamo perdere, evitiamo polemiche. Cioè, che lui lo sa chi l'ha detto. Intervista al sottosegretario Giancarlo Cancelleri, giunto a Messina, dove si è parlato anche di ponte sullo stretto. La posizione non è cambiata, abbiamo sempre affrontato la questione con grande serietà. Il Presidente Conte credo che abbia lasciato una dichiarazione molto seria già qualche tempo fa, l'estate scorsa in precisione, che è quella di affrontare questo tema con serietà, senza superficialità, senza tifoserie, senza questioni. Il governo sta sia nel Conte 2 che anche nel governo Draghi, stiamo affrontando attraverso questo nuovo studio di fattibilità, questo progetto di fattibilità con 50 milioni di euro, il Parlamento si deve esprimere
ovviamente, e daremo la possibilità di avere un ampio dibattito pubblico, perché tutte le parti, dai comitati alle amministrazioni locali, i sindaci, i presidenti di regione devono poter intervenire e dire la loro. Si deve affrontare il tema con grande sensibilità, senza dividerci, perché la divisione non è mai ricchezza. La Sicilia io credo che abbia davvero bisogno di una chance. Oggi come governo non ci giriamo i pollici, certamente nell'attesa che si faccia o non si faccia, abbiamo affrontato il tema intanto dell'attraversamento dinamico. 500 milioni di euro che arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza direttamente sull'area dello Stretto di Messina, in parte in mano all'autorità portuale, in parte in mano a RFI, per l'acquisto, intanto il rifacimento delle stazioni ferroviarie, delle stazioni marittime, e adesso le illustreremo, l'acquisto di un nuovo naviglio sostenibile, elettrico, GNL, la parte per la realizzazione di un grande deposito di GNL, perché anche questo è importante, perché da Roma in giù, da Napoli in giù, poi sarà più preciso di me il Presidente Mega, finalmente dotiamo la Sicilia e la candidiamo, ecco, a diventare isola naturale per la produzione e lo stoccaggio del GNL, e arriviamo fino ai Frecciarossa, i treni. 12 treni Frecciarossa da 4 vagoni che finalmente potranno essere traghettati direttamente ed arrivare in Sicilia. Noi avremo finalmente il Frecciarossa che girerà per la Sicilia e che collegherà le nostre città con Milano, con Torino, con Roma. Questa è una novità che secondo me non è di secondaria importanza. Consiglieri, ma ha rinunciato al tunnel sullo stretto? Lei era fautore del tunnel. Beh, io faccio il geometra, se dovessi scegliere quale, e voi soprattutto se vi affidate alle mie valutazioni tecniche, vuol dire che state messi male. Dico, ci prendeva in giro quando parlava di tunnel? No, io non prendo in giro nessuno, io mi sono affidato a ingegneri che parlavano di questa soluzione, nella fattispecie erano professori universitari, ingegneri trasportisti, ingegneri che insomma in qualche modo hanno mandato avanti tutte quelle che sono le cose. Sono stati auditi dalla commissione ministeriale fatta anche qui da esimi ingegneri, insomma professori universitari, persone comunque certamente qualificate, e hanno fatto le loro valutazioni. Io credo che al di là della scelta di campo, io credo che il dibattito debba essere maturo, affrontato soprattutto da un Parlamento che oggi credo che abbia ampiamente la capacità di poter valutare tutte le componenti in campo. E restiamo a Messina per ascoltare le proposte della politica locale su Covid e vaccini. La politica deve concentrarsi essenzialmente su 2 fronti. Intanto risolvere i problemi della cittadinanza. Sono problemi che per la stragrande maggioranza già conosciamo perché li abbiamo affrontati l'anno scorso, e in più deve essere orientata a sensibilizzare il più possibile la popolazione. Oggi dal lavoro di commissione è venuta fuori una tematica molto interessante. Dobbiamo far capire a tutta la cittadinanza che ognuno di noi è impegnato sul fronte della lotta alla diffusione della pandemia. E come è impegnato? È impegnato con i comportamenti giornalieri. Ovviamente poi la politica deve mettere a sistema tutte quelle che sono le risposte principali che noi possiamo dare all'impedimento della diffusione della pandemia, e quindi vaccini, e quindi tamponi, e quindi mascherine, e quindi distanziamento. E questa è un'altra delle sfide fondamentali. Io ritengo che la didattica a distanza debba essere evitata. Ha fatto tanti danni, e danni che poi noi probabilmente percepiremo fra un po' di tempo, danni sulla socializzazione, danni anche sulla qualità dell'istruzione che viene trasmessa ai nostri giovani. Ci occuperemo della scuola e del fronteggiamento della pandemia nelle scuole proprio nella prossima commissione, la faremo in sessione congiunta con la commissione che si occupa proprio delle scuole. È chiaro che anche qui molti problemi sono noti. In commissione si è discusso di sfruttare meglio ad esempio il Pararescifina, un grosso spazio che oggi è di fatto sottoutilizzato per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini. In commissione si è discusso di utilizzarlo tanto per la somministrazione dei vaccini quanto per l'effettuazione dei tamponi. Si tratta di mettere a regime tutte le risorse che noi oggi abbiamo.
E adesso un'ampia pagina di cronaca. Rapina un tabacchino a Canicattì e fugge, ma sono i familiari ad aiutare i carabinieri. Arturo Cantella. C'è il dramma della tossicodipendenza dietro la rapina commessa sabato pomeriggio a Canicattì, quando verso le 17:30 un uomo con il volto coperto e armato di una spranga di ferro ha fatto irruzione in un tabacchino di via Pirandello, impossessandosi di alcuni gratta e vinci, e poi fuggito a piedi tra la gente che in quel momento faceva la spesa sul corso, smarrendo anche per strada una parte del bottino. Mezz'ora dopo, mentre le forze dell'ordine erano già sulle tracce del malvivente, un telefono squillava nella caserma dei carabinieri di via Dino. Dall'altra parte c'era un uomo disperato, lo stesso che pochi giorni prima aveva raccontato ai militari dell'Arma il dramma vissuto dalla sua famiglia a causa della tossicodipendenza del fratello. Aveva letto sul giornale che i carabinieri stavano stringendo il cerchio intorno ad alcuni soggetti sospettati di commettere piccole estorsioni ai commercianti. Pensava che il congiunto fosse uno di questi e che potesse fare qualsiasi cosa pur di mettere insieme i soldi necessari per comprarsi la droga. Aveva chiesto aiuto, i militari lo avevano confortato e rassicurato. Sabato pomeriggio il dramma è giunto alla sua conclusione. Sappiamo che nostro fratello ha fatto una cosa che non avrebbe mai dovuto fare. Poche parole, le lacrime, poi in caserma dove l'indagato ammetteva davanti ai carabinieri le proprie responsabilità. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento e mentre si attendono le determinazioni dell'autorità giudiziaria, dei familiari, carabinieri, insieme hanno avviato per lui un percorso necessario al tentativo di recupero dalla tossicodipendenza. Operazione Persefone dei carabinieri di Bagheria, 8 arresti e sventato anche un omicidio. Chi deve fare una storia? Io l'ho negato e pagavo. Non è chi deve fare una storia. Arresti e processi degli ultimi anni in provincia di Palermo non hanno fermato la riorganizzazione mafiosa. A Bagheria le microspie dei carabinieri del nucleo investigativo hanno captato una voce che arriva dal passato, è quella di Massimiliano Ficano. 16 anni fa era un fidato postino di Bernardo Provenzano, curava la latitanza del capomafia corleonese, fu lui a comprargli una macchina da scrivere, utile a redigere i pizzini. Titoli di merito nel curriculum criminale suggellato dal silenzio tenuto in carcere. Lasciata la cella, il 46enne mafioso di Bagheria ha assunto il ruolo di capomafia. Io ho fatto la storia, si vantava. È stato riarrestato stanotte insieme ad altre 7 persone. Il procuratore capo Francesco Lovoi e l'aggiunto Salvatore De Luca hanno firmato un provvedimento di fermo per bloccare un progetto di morte del clan, anche questo svelato dalle microspie. I boss avevano emesso una condanna a morte per un giovane pregiudicato di Bagheria che negli ultimi mesi era spesso ubriaco e violento, aveva picchiato la compagna, il padre, ma anche altre persone nella cittadina alle porte di Palermo. Il padrino aveva disposto una spedizione punitiva. Cosa Nostra vuole tornare a controllare insomma il territorio e a gestire anche l'ordine pubblico. Ma il giovane non si era fermato, anzi minacciava di dare fuoco a un locale da poco inaugurato di proprietà di Ficano. Così era stato deciso l'omicidio. I boss avevano già pianificato tutti i dettagli, lo portiamo in campagna, lo scagniamo come un vitello, dicevano. Questa notte l'indagine dei carabinieri del comando provinciale ha portato all'arresto di Onofrio Catalano, che aveva retto la famiglia prima di Ficano. In manetta sono finiti anche Gino Catalano, Bartolomeo Scaduto, Giuseppe Cannata, Salvatore D'Acquisto, Giuseppe Sansone e Carmelo Fricano. Quest'ultimo un imprenditore edile ritenuto vicino al clan in quanto prestanome di uno storico padrino bagherese, l'ergastolano Leonardo Greco. Cosa Nostra prova così a resistere alla pressione dello Stato e lo fa alimentando gli affari illeciti che possono portare liquidità nelle casse delle organizzazioni, liquidità che serve a mantenere ancora una volta le famiglie dei tanti detenuti. Le microspie hanno registrato Ficano mentre parla dei principali introiti dell'organizzazione. Arriva
derivano dalla gestione dei centri scommesse e dal traffico degli stupefacenti. L'operazione, denominata Persefone, ha consentito di far luce sulla perdurante operatività di Cosa Nostra palermitana, così dicono i carabinieri, e che ha subito un'improvvisa accelerazione a causa di un progetto di un omicidio recentemente pianificato dai vertici della famiglia. È stato possibile accertare, spiegano dal comando dei carabinieri, che il ruolo di comando ricoperto in una prima fase da Onofrio Catalano, detto Gino, era poi stato assunto dal più autorevole Massimiliano Ficano, quest'ultimo in forza del forte legame con il capomafia ergastolano Onofrio Monreale aveva indotto Catalano a ridimensionare il proprio ruolo e lo ha relegato in posizione subordinata con compiti esclusivamente connessi alla gestione del traffico della droga, ma sempre sotto la supervisione del nuovo capofamiglia. I due capi, nonostante il travagliato avvicendamento, al vertice si sono impegnati nel mantenere il controllo del territorio, imponendo la politica delle estorsioni e soprattutto assumendo la ferrea direzione delle piazze di spaccio di stupefacenti, nel cui ambito operano solo le persone autorizzate da Cosa Nostra. Nonostante la scelta strategica di puntare su scommesse e stupefacenti, non è comunque venuto del tutto meno l'impegno legato alle estorsioni, declinato sia nella forma della messa a posto delle imprese impegnate nei cantieri locali, sia in quello volto a garantire il controllo del territorio anche tramite la risoluzione delle controversie tra privati. L'attività tecnica infatti ha permesso di accertare una condotta estorsiva messa in atto da Catalano nei confronti dei titolari di un panificio di bagheria colpevoli di produrre dolci che, considerata la vicinanza dell'attività a un bar gestito da un uomo vicino alla famiglia bagherese di Cosa Nostra, danneggiavano economicamente il titolare. Le vittime sono state così costrette a smettere di produrre dolci a causa della loro concorrenza sleale. L'ambulanza deve applicare. Vabbè che dichiaro visto. No, non c'è. E un altro ex marito usa la violenza e stavolta per fortuna non sull'ex moglie ma sulla sua autovettura parcheggiata sotto casa. L'uomo è evaso dai domiciliari e con una spranga si è accanito sull'auto della sua ex danneggiandola. È accaduto nel quartiere agrigentino di Monserrato sabato sera. Ad intervenire sono stati gli agenti delle volanti. Si arrampica fino al terzo piano per raggiungere l'abitazione dell'ex moglie. È successo a Cammarata, protagonista un uomo di Mussomeli denunciato per maltrattamenti dai carabinieri della locale compagnia ai quali si è rivolta l'ex moglie. L'uomo era riuscito ad introdursi all'interno dell'abitazione dopo aver sfondato il vetro della finestra del balcone. Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani, Fabio Bottino, ha incontrato i giornalisti. Certamente la mia precedente esperienza in reparti investigativi di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri e soprattutto l'impegno che ho profuso in provincia di Trapani mi consente di avere una conoscenza della realtà operativa e della criminalità organizzata sicuramente di livello. Mi porterà ad avere un'attenzione a 360 gradi su tutte quelle che sono le emergenze, le esigenze e le istanze della cittadinanza di questa splendida provincia, di cui sono veramente onorato di comandarne i carabinieri, e proseguirò l'azione di comando sull'onda e sul solco di quelle che sono state le direttive dei miei predecessori, cercando di dare una risposta a quelle che sono le emergenze e le esigenze più sentite dalla cittadinanza, a partire dai paesi più piccoli fino a quelle sentite dai grandi centri della provincia. Questa equazione di cui ho accennato precedentemente in qualche modo è da circoscrivere, perché in questo modo si banalizza e si semplifica quella che è una realtà complessa che presenta diverse sfaccettature e diversi tipi di problemi a cui noi come Arma dei Carabinieri intendiamo fare fronte e per rispondere a esigenze dei cittadini a 360 gradi. Il contrasto alla criminalità organizzata rappresenta un obiettivo primario dell'istituzione, così come negli anni precedenti continuerà ad esserlo un obiettivo importante nell'azione di contrasto.
senza dimenticare tanti altri problemi a cui noi come istituzioni dobbiamo far fronte, una semplificazione da parte nostra delle richieste di aiuto da parte dei cittadini a cui assicuriamo la nostra vicinanza e cercheremo di risolvere quei problemi che ci vengono esposti con un'azione corale di sinergia con le altre specialità dell'Arma dei Carabinieri. E adesso la pausa per la pubblicità, a tra poco insieme. Una vetrina mondiale per Caltabellotta nell'Agrigentino per il matrimonio di Irene Forte. La cattedrale arabo-normanna di Caltabellotta, centro montano nella nostra provincia, è stata la cornice ideale per le nozze di Irene Forte e Felix Winkel, l'ereditaria di 32enne e la figlia di Sir Rocco Forte, fondatore e proprietario dell'omonimo gruppo alberghiero famoso in tutto il mondo. Lo sposo è un avvocato di origine belga che vive a Londra, cofondatore di aziende che sviluppano prodotti tecnologici innovativi. All'evento hanno partecipato tanti VIP del mondo dell'imprenditoria, del turismo e del jet set europeo. Per la cerimonia religiosa hanno scelto Caltabellotta, un evento in stile siciliano sul piazzale Lauria con luminarie, verde attrezzato e qualche elemento del folklore. Irene Forte è laureata a Oxford e anche wellness director presso l'impero alberghiero della famiglia del padre. Per il ricevimento è stato scelto il Verdura Resort in riva al mare siciliano nell'area dell'ex torre medievale di avvistamento. All'evento ha partecipato anche come amica della sposa la cantautrice Gianna Nannini, che si è esibita in balli e canti. All'evento ha partecipato anche il gruppo folcloristico Città di Agrigento di Riccardo Cacice. Tina crozza sopra lo cannone, cui curiosa esci non si stirare, e Zama risponde sto grande onore, morire senza torto di campane. La la la. Consatemi soletto, cari verdi fu, mangiato tutto, se non lo spunto caro delicato, non spunta la vita, non spunta la vita, stanno Siamo alla pagina sportiva, calcio, 3 punti preziosi per l'Acragas che vince a Sciacca. Carmelo Lentini e poi le interviste sulla partita. Un Acragas sornione, specie negli ultimi 20 minuti, alla meglio di uno Sciacca volenteroso, combattivo e a tratti voglioso di prendersi l'intera posta in palio. Ad un primo tempo sicuramente di marca verde-nero si è contrapposto un secondo che ha messo in evidenza la tenacia e lo stato di grazia del giovane etneo biancazzurro Giuffrida. Dal suo piede infatti sono partite le azioni che hanno permesso alla squadra di Pippo Anastasi di superare lo Sciacca e guadagnare l'intera posta in palio. Il vantaggio biancazzurro porta la firma di Costantino che realizza dagli 11 metri un ineccepibile calcio di rigore per atterramento in piena aria di Ferrigno da parte del portiere d'Amico.
Immediata la reazione dello Sciacca, che un minuto più tardi sfiora il pari con De Giovanni. Nel secondo tempo l'Akragas entra in campo con uno spirito più battagliero e con Cipolla prima e Majorano dopo sfiora il raddoppio. Lo Sciacca non se ne sta a guardare e reagisce con alcune folate offensive. Al 55esimo Sant'Angelo va vicino al pari, ma la sua conclusione ravvicinata viene respinta distinto dal portiere Di Carlo, che evita la capitolazione. Nulla può invece al 60esimo il guardiapali biancazzurro sul forte diagonale di Idoiaga, che ristabilisce le distanze. Si susseguono alcuni campi da ambo le parti, gli equilibri crollano, specie da parte saccense, e così grazie all'innesto del giovane Giuffrida l'Akragas va in rete nel giro di 3 minuti. La prima arriva con Lucas Corner, che finalizza un'azione di contropiede dello stesso Giuffrida. La seconda è la perfetta fotocopia della prima, con tocco finale del difensore Cipolla. 3 punti per iniziare bene, ma domenica sarà trasferta a Caltanissetta con la Nissa, che ha violato nell'anticipo del sabato il rettangolo di gioco della Parmonval. Per quanto riguarda l'unità Sciacca, il giudizio è assolutamente positivo. Si è vista una squadra gagliarda che ha lottato a testa alta. Si inizia il campionato con una vittoria che dà morale, sono 3 punti importanti, la prestazione, ecco, così, tutto sommato. Ma guarda, questo è un tipo di campionato dove chi incontra l'Akragas si chiude e gioca sulle ripartenze. Quindi se noi non abbiamo un po' di pazienza si rischia parecchio. Però devo dire anche altrettanto che i ragazzi gli ultimi 35 minuti l'importanza della partita l'hanno capita. Quindi non possiamo trarre sempre il lato negativo della settimana scorsa, ma abbiamo superato il turno. Questa partita così, ma abbiamo vinto 3-1. Adesso incominciano a essere, la serie positiva incomincia a essere bella sostanziosa, quindi è vero che ci sono tantissime cose da migliorare, tantissime, e faremo di tutto per migliorarle, ma non vorrei che ci scordassimo che questa squadra ha iniziato un percorso da 15 giorni. Se si dimentica quello, allora si può cominciare a parlare anche in maniera un po' più negativa, ma è come se noi oggi, questa è la prima uscita stagionale. Dopo 15 giorni, dopo 20 giorni si rivede una partita importante, dove è una partita di cartello perché è un derby, dove abbiamo incontrato una squadra ben messa in campo dal loro allenatore, una squadra che mi ha fatto una gran bella impressione, bellissima, complimenti anche a loro. Nel momento in cui lo Sciacca sembrava fare qualcosa in più dell'Akragas, ecco che proprio l'Akragas con l'ingresso di Giuffrida sembra aver cambiato passo. A Giuffrida lo conosco abbastanza bene, ma quella era una sostituzione che già avevamo preventivato. In questo momento ci sono degli elementi in squadra che non stanno al 100%, non c'è brillantezza, ma ripeto, per noi il ritiro sta incominciando a finire adesso. Io ho dovuto, insieme ai ragazzi, insieme alla società, siamo dovuti ripartire in una maniera diversa da come si parte in un vero ritiro. Quindi ci sta che le prime partite, le prime uscite, la brillantezza nei primi passi non ci sia, ma è una cosa che già l'abbiamo messa in preventivo. Inizio positivo, promettente, un'Akragas vittoriosa contro lo Sciacca, un buon risultato. Sì, diciamo che la nota più importante è il risultato e i 3 punti che erano importanti sia per la classifica e sia, diciamo così, per l'entusiasmo che si genera attorno a questo risultato. Devo dire che ancora la squadra ha bisogno di essere equilibrata, ci stiamo ancora muovendo sul mercato, domani arriveranno i 2 pedine importanti che secondo me completeranno, almeno daranno un aiuto importante a questo organico. Un cantiere quindi ancora aperto, sì, nell'interesse proprio dell'Akragas, di una crescita sempre maggiore. Certo, ci sono alcune cose, alcuni reparti che hanno bisogno un sostegno maggiore e ci stiamo adoperando in tal senso. Lo Sciacca il campionato comincia con una sconfitta ad Agrigento, però una buona prestazione. Sì, la prestazione è buona, ce la siamo giocati alla pari con una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica, quindi questo ci deve fare stare ottimisti. Poi nel nostro momento migliore abbiamo preso due contropiedi e abbiamo preso 2 gol. Merito all'Akragas, demerito nostro in quel frangente, però
la squadra deve essere consapevole che stiamo lavorando bene perché ce la siamo giocati alla pari. E adesso una panoramica sulla giornata del campionato di eccellenza. Ancora Carmelo Lentini. Prima giornata che mette in evidenza in eccellenza le difficoltà esistenziali del Marsala. La compagine lilibetana si è presentata a Ravanusa contro il Canicattì con un organico di ragazzi ridotto all'osso. La gara è stata interrotta sul risultato di 2-0 per la compagine biancorossa, in conseguenza al numero inferiore di 7 elementi per la disputa regolare della partita. Solo nel finale invece la Pro Favara cede di misura all'Enna, mentre viene sconfitto il Casertermine di Pino La Bianca sul campo del Castellammare, che vince grazie alla tripletta dello scatenato attaccante maltese. Ma vediamo quali sono i risultati di questa prima giornata di eccellenza Girone A. Misilmeri Mazzara 0-2, Acragas Sciacca 3-1, Canicattì Marsala 2-0 momentaneamente, Enna Favara 1-0, Mazzarese Marineo 0-0, Castellammare Casteltermini 3-0, Cussi Palermo Monreale 1-1 giocata sabato e Parma Nissa 1-2 giocata anch'esso nell'anticipo del sabato. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.